Imprenditori, enti pubblici e cittadini sono chiamati il 1° giugno al Teatro Pirandello per sostenere l'idea che Agrigento abbia un aeroporto. L'iniziativa, che nasce sull'onda del compiaciuto entusiasmo che in grande parte hanno i cittadini per il podio raggiunto da Agrigento, capitale della cultura, è un progetto che ha riscontrato qualche voce discordante, ma che in massima parte è visto con grande apprezzamento da quanti guardano lontano, più lontano del bloccarlo con presunti e forse anche discutibili conti sui futuri costi di gestione. Promotori sono Angelo Principato, Piero Amel e Salvatore Burgio, e in quella sede sarà istituito il comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento, che è previsto sulla piana di Licata, che permetterà la sottoscrizione aperta a tutti delle azioni ordinarie, ciascuna di valore nominale determinato in 1.000 euro, che costituiranno il capitale iniziale della società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi SpA. Ad opera realizzata nella speranza che si riesca a vincere lo zoccolo duro dei vertici dell'ANAC, che ritengono invece di favorire Catania e Palermo incrementando nelle strutture i profitti, godranno dei benefici economici che l'aeroporto genererà. E grande soddisfazione, ha detto in una nota il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, da sempre possibilista sulla realizzazione di un aeroporto nella provincia agrigentina. Accolgo con favore, afferma, la prossima costituzione di un comitato promotore dell'aeroporto di Agrigento. Rappresento sin da subito il mio totale appoggio e massimo sostegno all'iniziativa, e per questo sarò presente il 1° giugno al Teatro Pirandello alla conferenza stampa indetta dal comitato. Gli effetti della costruzione di un aeroporto, prosegue Pisano, drive principale del turismo, settore in cui Agrigento ha una spiccata vocazione, sarebbero positivamente dirompenti a livello economico e occupazionale, con la creazione di migliaia di posti di lavoro diretti, indiretti e dell'indotto. Di fronte a questa opportunità, dice, abbiamo il dovere di non lasciare niente di intentato. Ed è un progetto attorno al quale bisognerebbe, aggiungiamo noi, non guardare a bandiere politiche, a strumentali opposizioni finalizzate ad ostacolare ora una, ora l'altra parte, ma una idea intorno alla quale ritrovarsi tutti indistintamente e lavorare ricordando quel concetto di bene comune da perseguire per un progetto di crescita sociale ed economica scevro da individualismi e utilitarismi di parte.